Rieccoci insieme, cari telespettatori. Allora, come periodicamente avviene, noi manteniamo le promesse, vi aggiorniamo come sempre su un settore strategico per la nostra regione. Siamo spesso sollecitati da molti imprenditori di questo comparto e quindi interpelliamo le associazioni di categoria, ma come sempre è doveroso interpellare anche e sentire la regione del Veneto. E quindi Federico Canella, assessore al turismo, ma non soltanto, anche all'agricoltura, quindi un settore caldo anche quello in questo periodo purtroppo, ma dopo vediamo di poterne parlare qualche minuto. Ben arrivato qui con noi, Assessore, grazie di dedicarci del tempo. Grazie, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, Assessore, noi periodicamente la sentiamo in tempo addietro, dopo lei comunque partecipa alle altre nostre trasmissioni. Vediamo un po' di capire come sta andando, come si apre la stagione turistica, perché effettivamente le prospettive anche degli anni passati erano quelle di avere una stagione a 365 gradi in tutta la regione del Veneto, poi invece purtroppo si è estremamente limitata e c'è chi parla di puntare tutto ormai su questa estate che ormai si deve aprire. I presupposti quali sono? Come li vede? Ma guardi, devo dire onestamente che finalmente si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel e quindi io mi aspetto una estate buona. Non posso usare il termine positiva perché altrimenti in questo periodo vorrebbe dire qualcos'altro. Quindi diciamo una buona estate, anche se ovviamente non ai livelli a cui eravamo abituati negli ultimi anni, quando la regione faceva sempre dei record di presenza turistica. Però insomma noi a giugno, ad oggi abbiamo già il 50% dei cittadini veneti vaccinati, a giugno arriveranno altre parecchie milioni di dosi e quindi insomma io sono convinto che tra le vaccinazioni, tra le persone che hanno già contratto il virus e smaltito, diciamo, tra coloro che possono farsi il tampone, ora finalmente è stata tolta anche la quarantena per quanto riguarda anche i turisti stranieri che vengono al nostro territorio, insomma penso di poter dire che l'estate sarà un'estate importante, magari non subito fin da giugno, anche se ad oggi gli operatori mi dicono che sono molte le prenotazioni che stanno arrivando non solo sul nostro litorale ma anche sul lago di Garda e in montagna. Infatti lei dice bene non subito da giugno, anche per delle incertezze, il turismo richiede certezze sostanzialmente, le persone programmano, fanno degli investimenti, anche chi viene dall'estero, perché poi noi in Veneto, non solo in Veneto, però comunque puntiamo tanto sull'estero, perché sono dei big spender, no? Avremo questi big spender cosiddetti, tra cui giapponesi e americani che hanno portato tanto, e anche i russi, però li vediamo un po' difficilmente adesso i russi, non so, ci dirà lei se c'è qualche prospettiva. Li potremo vedere nonostante questi ancora rallentamenti del nostro sistema centrale, perché poi le regole le detta il Comitato per la Salute Pubblica, chiamiamo così, CTS. Ma diciamo che io onestamente prevedo dei flussi turistici appunto già da giugno, anche se con luglio, agosto e settembre sicuramente più elevati in termini numerici, ma li prevedo soprattutto dal mercato non solo veneto e italiano, sul quale noi stiamo anche battendo fortemente perché vogliamo fare anche una campagna promozionale che è già iniziata, anzi è proprio di ieri l'emissione di uno spot della Regione Veneto anche nei media nazionali e lo faremo anche ovviamente a livello locale e internazionale, però ripeto, dopo aver spinto sul turismo domestico, quindi italiano, io mi aspetto degli arrivi turistici provenienti dai paesi, diciamo, della comunità europea, in particolare ovviamente di lingua tedesca, quindi Austria, Germania e Svizzera, che sono un po', se vogliamo, il nostro punto forte, perché ricordo che ai tempi d'oro su 70 milioni di presenze, 2/3 erano di stranieri e di questi 2/3 ben altrettanti 2/3 erano tedeschi, quindi di lingua tedesca. Quindi io prevedo una forte presenza di questo mercato, oltre che del mercato dell'est. Poi successivamente, ma forse un po' più avanti, verso settembre-ottobre, quando ahimè spero ripartiranno anche le città d'arte, che sono quelle che sono state colpite un po' di più dal turismo, allora lì probabilmente rivedremo anche gli americani, i giapponesi, con la ripartenza dagli aeroporti internazionali. Bravissimo, lei ha toccato un tema delicato, quello delle città d'arte. Ci sono delle città che lamentano una grossissima sofferenza, per esempio Padova. L'associazione di categoria di Confcommercio ha proprio rilevato delle prenotazioni
prenotazioni addirittura sembra quasi inesistenti. Altre città grossissima fatica a riprendersi, il discorso poi delle chiusure adesso poi verrà spostato, si spera a mezzanotte, il coprifuoco cosiddetto, comunque il fatto che ci siano ancora le regioni che possono avere delle colorazioni, insomma questo limita molto, perché finché uno va al mare, zona del Cavallino ci sono le prenotazioni, sta là in spiaggia, in campeggio, la vita si articola in quell'ambito, la montagna lo stesso, e come lei giustamente dice il lago di Garda, dove c'è residenzialità peraltro, anche molte case proprio di proprietà degli stranieri, ma le città d'arte necessitano spostamenti da una struttura all'altra, necessitano anche delle aperture rilevanti e non si visitano ad agosto, è quella un po' la risposta degli imprenditori del settore, nessuno va, prendo Padova ma anziché Verona, in pieno agosto con 40 gradi a visitarle, quindi hanno grossi terrori. Io li condivido, infatti non a caso le ho detto che io la ripartenza delle città d'arte la prevedo per ottobre, novembre, insomma diciamo dall'autunno in poi, quando sicuramente anche la situazione virus secondo me sarà, non dico risolta, ma insomma credo saremo messi molto meglio di adesso, ci saranno gli aeroporti internazionali aperti, quindi maggior flussi, ricomincerà anche il business, quindi il lavoro, quindi molti anche alberghi delle città magari potranno riaprire per convention, cose di questo tipo, che porteranno, diciamo, ad avere più gente in città. Ricordiamo che ad oggi le città d'arte sono quelle che hanno avuto il tasso più basso in assoluto e quindi la perdita più elevata, arrivando addirittura all'80% di mancanza di presenza turistica. Quindi mentre per esempio anche l'anno scorso di questi tempi d'estate il mare era bene o male ripartito, anche se per 2 o 3 mesi, lo stesso il lago di Garda, lo stesso la montagna che fece addirittura dei numeri bellissimi d'estate, le città d'arte è praticamente 2 anni quasi che sono al palo, quindi di conseguenza capisco. In particolare Padova sicuramente è una delle più colpite, assieme a Venezia e a Verona, perché sono città che hanno delle attrazioni molto importanti, Padova col Santo, ma non solo, anche con le altre attrattività importanti che sono anche siti UNESCO, e quindi purtroppo io credo che prima di settembre-ottobre non vedremo in città una gran ripartenza, mentre per le altre destinazioni turistiche si comincia a vedere la luce, ecco, seppur non con gli altri, con i numeri con cui eravamo abituati. Stessa cosa dicasi del termale, anche il termale ha subito uno stop molto importante, anche se penso che quest'estate possa ripartire grazie anche all'utilizzo delle piscine. Noi abbiamo chiesto come regioni, tra l'altro, la possibilità di utilizzare le piscine non solo per scopo curativo ma anche per wellness, e quindi anche qui abbiamo chiesto anche un ridimensionamento dei numeri dei metri quadrati per persona, proprio per aiutare e agevolare i nostri imprenditori. Ecco, lei prima accennava una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione, un po' quello che gli operatori del settore invocano, quindi un'attività di marketing, perché i singoli non hanno più possibilità di fare investimenti come era un tempo. Un tempo era caratteristica dell'Italia che ognuno faceva da sé, lo sappiamo benissimo, le varie fiere internazionali, il gruppo di albergatori, singolo albergo, anziché la spiaggia che si pubblicizzava. Adesso non hanno possibilità di farlo. Secondo lei anche quello che poi si è stanziato a livello governativo per la comunicazione dei territori è sufficiente? Potrà in qualche modo incentivare? Glielo chiedo perché tanti hanno visto di nuovo spostamenti di turisti verso la Spagna, la Grecia, che si sono mosse per tempo con delle campagne molto molto spinte, insomma, nonostante ci siano dei punti di domanda, perché anche là in Spagna non si capisce bene come si accederà a questi tamponi molecolari, cioè non è chiarissimo, però intanto loro hanno giocato in anticipo. Sì, in effetti devo dire che loro hanno giocato in anticipo per quanto riguarda la comunicazione. In realtà per quanto riguarda l'organizzazione non sono messi meglio di noi, infatti. Anzi, fortunatamente noi adesso abbiamo un ministero dedicato al turismo con portafoglio, e ho sentito proprio pochi giorni fa il ministro Garavaglia che ha in mente una campagna promozionale dell'Italia, quindi assieme alle regioni, molto importante. Noi stessi come Regione Veneto abbiamo messo parecchi soldini a disposizione che spero di poter implementare anche con l'assestamento di bilancio regionale, proprio per fare una promozione, se vogliamo anche generica,
della regione a livello internazionale, però insomma quantomeno c'è, e tocchiamo un po' tutte le destinazioni, quindi sicuramente parliamo della costa, parliamo delle nostre Dolomiti, del lago di Garda, delle città d'arte, del termale, del Polesine. Poi è ovvio che, sai, i prodotti turistici sono tanti nella nostra regione, però diciamo che gli asset più importanti sono quelli che ho citato prima io, e questi saranno sia su una campagna nazionale, perché è importante anche tenersi gli italiani che l'anno scorso sono tornati a fare le vacanze in Italia e anche in Veneto. Guardi, le do un dato: noi abbiamo sofferto a livello internazionale sicuramente, perché come le dicevo abbiamo perso dal 50 al 70% a seconda poi delle destinazioni, le presenze turistiche. Però per esempio gli italiani sono aumentati del 10% l'anno scorso. Sì. Questo perché? Perché giustamente la gente non si spostava, e quei pochi che potevano facevano le vacanze in Italia e in Veneto. Però fatto sta che il nostro margine di turismo italiano è cresciuto, quindi io quello lo vorrei mantenere, cioè vorrei ritornare ad avere i livelli turistici degli stranieri degli anni scorsi, degli anni del record, ma tenerci questo unico dato positivo dell'anno scorso, che è stata una crescita degli italiani che invece erano anche loro abituati ad andare all'estero, no? Quindi questo è un po' quello che noi stiamo facendo. Poi c'è questa campagna internazionale importante. Ricordo però che l'Italia, grazie al ministro Garavaglia, sarà la prima ad anticipare il tema del Green Pass, e quindi noi partiremo l'altro anche grande prima tema della soluzione europea. Quindi questo mi fa ben sperare. Ecco, lei ha citato una cosa importantissima, il famoso Green Pass. Allora, molti si chiedono come funzionerà, che cosa, se adesso devono chiedere qualche cosa, visto che si è aperta adesso la fascia quarantenni, che saranno quelli che si sposteranno sicuramente per motivi di vacanza, e anche cinquantenni, ma non soltanto. Cosa deve avere a mano il cittadino per potersi muovere? E se dovessero tornare le colorazioni delle regioni? Ci sono tanti punti di domanda e perplessità che fanno sì che molti non abbiano ancora fatto le famose prenotazioni che rassicurano gli operatori del settore. Questo Green Pass europeo, ma poi intanto in Italia che cosa c'è? Cosa abbiamo in mano? In Campania il Presidente ha già dato, c'è una schedina, tipo non so, una tessera sanitaria che viene inviata, no? Noi cosa avremo? Sì, ma guardi che in realtà il Green Pass a me onestamente lo uso come termine perché ormai è entrato di moda, no? E quindi sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi di questo passaporto vaccinale. In realtà a me il termine sia Green Pass che passaporto vaccinale non piace tanto, perché rischia anche un po' di spaventare le persone. Di fatto noi stiamo parlando di 3 condizioni che si devono venire a configurare per poter viaggiare, e praticamente sono o aver fatto il vaccino e quindi poterlo documentare, e basta una semplice carta dell'ULSS che attesta l'avvenuta vaccinazione, e questa la si ha ogni volta che si va a fare il vaccino, quindi non è un problema, se non sbaglio viene anche rilasciata subito. E l'altra è un'attestazione che dica che tu magari hai contratto il virus, il Covid, però l'hai superato e quindi di fatto sei, tra virgolette, immune. Terza, eventualmente, nel caso tu non faccia parte delle 2 fattispecie che ho elencato, semplicemente un tampone da fare nelle 48 ore antecedenti il viaggio. Ecco, basta avere una di queste 3 condizioni per potersi muovere in Europa senza la quarantena, e quindi noi impropriamente parliamo di pass vaccinale o di Green Pass, ma in realtà è l'attestazione di una di queste 3 condizioni. Ecco, ma anch'io ho pensato, mi faccio tante fotocopie perché se me lo ritirano devo essere imposto trovarne un'altra, quindi questo è l'altro aspetto, e le faccio vedere. E c'è chi mi ha sollevato la questione, ha detto no, ci sono dati personali sensibili sullo stato di salute, perché quindi non è possibile mostrare quel foglio di carta, non è possibile mostrarlo alle autorità forze dell'ordine che lo possono richiedere, e quindi non avrebbe validità. Ma secondo lei allo stato attuale, perché è inutile parlare di ulteriore burocrazia, di fogli che vengono, cioè, come si può fare? Di un QR code che chissà quando arriverà. Realisticamente uno gira con questo foglio. Allo stato attuale io credo che non serva neanche stampare la ricevuta, ma basta averla anche nel telefonino come comunicazione. Insomma, quando si fa un qualsiasi esame all'ASL ti viene rilasciata una certificazione, e qui è esattamente la stessa identica cosa. Guardi, ad oggi francamente non sono a conoscenza di queste perplessità sulla privacy che mi sta annunciando lei,
però onestamente ritengo che siano molti documenti che noi a volte siamo costretti ad esibire, quindi non vedo quale problema ci sia nel caso di dover mostrare un documento dell'avvenuta vaccinazione alla dogana o piuttosto alla frontiera o a qualsiasi forza dell'ordine che ci ferma nel caso in cui ci trovassimo in un paese straniero. Ecco. So che comunque queste cose sono in discussione proprio in questi giorni, anche oggi pomeriggio c'è un incontro, scusate, domani pomeriggio c'è un incontro con il governo da questo punto di vista, e quindi spero che arrivino comunque anche delle linee guida più precise. Per oggi, quando si parla di Green Pass, stiamo parlando di questo di fatto. Perfetto, quindi questo aspetto l'abbiamo tranquillizzato. L'altra questione invece che è sospesa sono i famosi i richiami dei vaccini oppure il vaccino per i turisti. Se ne è accennato, però c'è il problema di cui parlava anche il Presidente Zaia, quindi ha lasciato tutto in una fase di stop temporaneo per il numero di vaccini di cui possiamo avere dotazione o meno. Cosa ne pensa lei? C'è una questione di vaccini, di quanti vaccini abbiamo? Sì, noi siamo assolutamente pronti a fare questo perché siamo una regione turistica e quindi è un servizio che noi dobbiamo dare non solo ai nostri italiani che vengono in Veneto, ma anche ai turisti stranieri che hanno la possibilità di farsi il vaccino, magari la seconda dose qui da noi. Quindi noi siamo assolutamente pronti a cogliere questa opportunità. Anche questo, come le dicevo, verrà discusso con il governo perché bisogna capire le modalità, in primis il numero di vaccini, perché abbiamo necessità di avere più vaccini, perché dobbiamo completare la messa in sicurezza della nostra popolazione, e poi dobbiamo ovviamente procedere con i turisti, e poi aspetto non secondario, l'aspetto comunicativo, perché poi dobbiamo avere la possibilità di discutere e con gli altri sistemi sanitari delle regioni e con quelli stranieri per l'avvenuta vaccinazione del turista, che sia seconda dose o prima dose, quindi ci sarà un aspetto logistico da mettere in campo, però anche questo è uno dei temi che viene trattato con il governo per appunto discuterne in sede europea. Sì, poi ci sono alcuni che hanno appunto avanzato l'ipotesi di poter fare il richiamo loro stessi in un'altra regione, se dovesse capitare ad agosto, perché il clou del problema resta proprio quello di chi avrà i richiami ad agosto e magari ha programmato le vacanze, anche se poi il Presidente Zaia diceva che si può accorciare il periodo del richiamo fino a 35 giorni, mi sembra, insomma una cosa del genere. Quindi questo è ancora da valutare. Sì. Per quanto riguarda invece i voli, quindi gli spostamenti, gli arrivi, abbiamo un polo nevralgico che è l'aeroporto di Venezia. Com'è la situazione? Venezia ovviamente fino a poco tempo fa era al 10% delle proprie possibilità. Treviso era chiusa. Aprirà a breve fortunatamente, Verona anche era in forte difficoltà con il 10% dei voli. Oggi finalmente abbiamo i Covid test, che quindi sono questi voli sicuri, certificati, e per fortuna il ministro Garavaglia, anche su nostra richiesta, dopo Roma e Milano, ha inserito anche l'aeroporto di Venezia, quindi di questo siamo particolarmente contenti, perché significa comunque far ripartire l'attività del nostro aeroporto, che è fondamentale per la regione Veneto. Tra l'altro è il terzo sistema aeroportuale d'Italia, quindi per noi significa molto, proprio per il tema che dicevamo a inizio trasmissione legato alle città d'arte, no? Gran parte dei turisti che arrivano alla città d'arte arrivano tramite l'aeroporto, perché arrivano dall'estero e in particolare anche da fuori Europa, quindi per noi è fondamentale che ci sia una ripartenza immediata. Per fortuna siamo stati inseriti in questo piano, quindi a breve dovrebbero aumentare anche le tratte e i voli sui nostri aeroporti. Quindi una buona ripresa anche per l'aeroporto veneziano, insomma, questo è importante perché ci si attende, insomma, che si possa riprendere tranquillamente anche da questo punto di vista. Ecco, per facilitare sempre le vacanze, sembra che sia tornato il bonus vacanze, anche se peraltro nella scorsa edizione, prima edizione, non era stato così utilizzato, vero? Adesso si potrebbe lasciare alle agenzie, un po' come funziona? È consigliato? Che cosa ne dice? Sì, il bonus vacanze noi l'avevamo richiesto in realtà come regioni, poi era stato accettato, era stato leggermente troppo forse modificato, nel senso che noi volevamo
avere la possibilità di dare alle famiglie la possibilità di scaricare molto di più dei costi e non con quel tetto massimo familiare che era stato indicato. Comunque devo dire che ha funzionato, forse ci si aspettava di più, ma proprio perché lo strumento non era agevole. Quindi secondo me, se migliorato e soprattutto se data la possibilità anche alle agenzie di viaggio di poterlo utilizzare, ecco, questo ci permette non solo di usufruirne meglio di questa possibilità e quindi darne anche un uso molto più capillare a livello locale, grazie anche al lavoro delle agenzie di viaggio, ma poi veniamo incontro anche alle stesse agenzie, che ripeto è un altro settore che è rimasto al palo per parecchio tempo, 2 anni praticamente, e quindi insomma diamo la possibilità anche a loro di poter lavorare magari con il turismo interno finché non ripartirà il turismo internazionale, e quindi la possibilità non solo di fare incoming e quindi ricevere persone dall'estero in Veneto, ma anche di fare outgoing, perché le agenzie di viaggio lavorano anche con gli italiani che vanno all'estero, quindi è una doppia possibilità. Assolutamente. Siamo giunti al termine, però una domanda sull'agricoltura gliela voglio fare, perché purtroppo è di questi giorni, anzi di questo weekend che abbiamo appena passato, il disastro della grandinata. Prima c'era stata poi una gelata di aprile drammatica e subito i danni sono stati palesi. La Regione ha competenza, può intervenire, le associazioni di categoria degli agricoltori chiedono lumi al riguardo. Sì, assolutamente la Regione ha competenza, anche se i danni sono stati ingenti. Io ho già chiesto al ministro Patuanelli, che tra l'altro vedrò nei prossimi giorni per un appuntamento a Roma, anche di intervenire utilizzando anche il Fondo di solidarietà nazionale, perché prima la gelata e poi la grandine ha messo in difficoltà grandi porzioni del nostro territorio veneto, in particolare la frutta forse è stata più colpita di tutte, quindi quelle piantagioni lì. Sulle viti i danni li stiamo contando adesso per quanto riguarda le gelate, mentre purtroppo li abbiamo già contati per quanto riguarda la grandine. Ecco, devo dire però, ne approfitto della sua trasmissione per fare un appello anche a tutti gli agricoltori, che è quello di assicurarsi. Noi come Regione diamo una contribuzione per chi desidera assicurarsi, e secondo me è anche l'unico sistema per poter venire incontro a queste situazioni di calamità, perché purtroppo sono sempre di più, ci saranno sempre di più, e purtroppo lo Stato a livello centrale non sempre riesce a intervenire con fondi di ristoro da girare a noi regioni, che poi diamo agli agricoltori. Quindi è importante che, secondo me, che gli agricoltori procedano per potersi assicurare, perché gran parte di questo costo viene, diciamo, assorbito dalla Regione Veneto. Quindi ci sono assicurazioni che coprono anche contro questi rischi, queste calamità naturali. Questo è importantissimo, e bisogna appunto sollecitare e fare un po' un passaggio culturale significativo da parte anche degli agricoltori. Allora, Assessore, grazie mille di queste ragguagli, abbiamo un po' spaziato su quelle che sono le tematiche più importanti. Poi naturalmente ci aggiorneremo sperando di portare anche buoni dati, buone notizie, magari tra un mesetto circa. Certo, speriamo di rivederci a breve, magari commentando già una ripartenza che comunque io penso ci sarà, perché ripeto, le prenotazioni stanno arrivando, e con le ultime notizie anche, insomma, della mancata quarantena, notizie positive che abbiamo avuto anche dal governo, abbiamo visto fioccare nelle ultime ore proprio numerose prenotazioni, quindi Assessore... che Dio ce la mandi buona, come si può dire. Grazie Assessore Federico Caneri di averci aiutato in questo passaggio, la ringraziamo molto, buon lavoro naturalmente, buona serata anche a lei, e ai nostri telespettatori lascia la pubblicità e ci vediamo subito dopo. Grazie.